Allora, la situazione attuale la vedete, potete andarla a riprendere, vedete che come era previsto il ponte Baili è ancora lì, ha resistito all'impeto della piena, non si è spostato e sembra che non abbia riportato danni. Quello che è andato a danneggiato è la viabilità alternativa di cui era prevista l'autodistruzione, proprio per evitare che in caso di piena fungesse da diga e quindi provocasse un'esondazione della frazione. I lavori da fare, se viene confermato che il ponte Baili è a posto, non sono di grande entità e secondo le notizie in mio possesso da parte di esperti, perché io non sono un esperto, ma ci sono gli esperti che me l'hanno comunicato, è un lavoro che può avere una durata dagli 8 ai 10 giorni, sempre che si possa reperire il materiale in luogo. Se verrà negata la possibilità di reperire il materiale in luogo, i costi potrebbero aumentare o i tempi potrebbero aumentare. Meglio che aumentino i costi nel caso, perché noi non siamo in grado di sopportare ulteriore chiusura di questa viabilità, noi come Susegana, ma tutta la provincia di Treviso. Il problema, come ho detto, non è un problema locale di Susegana, è un problema che coinvolge tutta la provincia e anche gran parte della regione. Quindi bisogna che gli uomini di buona volontà, invece di parlare, si mettano a lavorare. E già ringrazio ANAS perché da ieri mattina è al lavoro con gli escavatori, stanno favorendo il deflusso delle acque. Diciamo che il tempo previsto per la prossima settimana non ci aiuterà più di tanto, però quando c'è la volontà sicuramente si arriverà a raggiungere l'obiettivo, che è l'obiettivo che vogliamo, quello della riapertura immediata della viabilità alternativa. Non ci sono al momento altre soluzioni. Le attività commerciali stanno soffrendo, ma non solo, ma tutta la zona, anche Conegliano, anche San Fior, cioè il problema è che hai la destra chiusa rispetto alla sinistra, quindi tutto il commercio che veniva dalla destra Piave è precluso alla sinistra Piave, tutto il traffico che andava nella destra Piave è precluso dalla sinistra Piave, per cui non è un problema di Ponte La Priula, non è un problema di Susegana, è un problema di tanti e tanti comuni fino a Treviso, per dire, da una parte, e sicuramente fino al confine col Friuli per noi. E la risposta dei suoi colleghi, dei sindaci dei vari comuni interessati, come sta? La vedete, adesso sto aspettando altri sindaci che devono arrivare. Certo che il fatto che la viabilità sia chiusa non ha aiutato nella tempistica, ma mi hanno dato tutti la loro adesione per una lotta che a questo punto è di tutti. Grazie sindaco. Prego. Abbiamo qui con noi Pier Antonio Geronazzo, vice sindaco di Valdobbiadene, al quale chiediamo lo stato della situazione in questo momento nel comune di Valdobbiadene e quelli che sono stati i danni maggiori, soprattutto quello che adesso sta sopportando il ponte di Vidore. Purtroppo siamo stati feriti tutto il territorio, soprattutto la provincia di Belluno, ma anche noi come nord della provincia di Treviso abbiamo avuto non pochi problemi. E adesso con la chiusura totale del ponte della Priula e anche la bretella alternativa abbiamo avuto un aumento di carico di traffico sul ponte di Vidore, che è il primo ponte che si trova a nord salendo lungo il percorso del Piave. Il ponte di Vidore, che già aveva una situazione difficile per il mole di traffico che subiva ogni giorno, adesso ha una situazione ancora più impegnativa. Noi siamo presenti e insistiamo ulteriormente perché si intervenga con la realizzazione del nuovo ponte di Vidore, che sicuramente riuscirebbe a liberare il traffico che adesso grava questo ponte, cercando di alleggerirne. Speriamo che non ci siano ulteriori problemi prossimamente, siamo sempre presenti, cerchiamo con i comuni vicini di fare squadra per far sentire il peso della nostra voce e le urgenze che abbiamo.